A tutti buon pomeriggio dall'Arcoveggio, convegno di corse di domenica 13 ottobre, prima corsa riservata ai 2 anni, tutte femmine, Gogollona, Greta dei Greppi, Grace Spitz, Ganza Jet, Guaranà, Gioia Bunny, in seconda linea Give Me Love Bar, Galassia, Bag. Favore in chiusura per Guaranà numero 5, Edoardo Baldi in sediolo. In partenza Guaranà, veloce supera Greta dei Greppi e si porta a condurre. Rimane invece all'esterno Ganza Jet e cerca di serrare sotto Gogollona. I primi 200 se ne vanno in 15,9 con Ganza Jet che insiste ora su Guaranà. Ad affiancarla dopo 300 metri di gara, senza tuttavia dare l'impressione di attaccare. 400 che se ne vanno in 31,2, però 15,3 di fronte. Ganza Jet sempre a ridosso, con Greta dei Greppi alla corda. Poi la mossa anche di Grace Spitz, che va a fare una seconda pariglia. E così 600 se ne vanno in 47,3. 16,1 il parziale in curva con Guaranà che continua a guidare, al suo esterno Ganza Jet alla corda e Greta dei Greppi. Poi anche Grace Spitz e Gogollona hanno preso la via del largo, se ne vanno gli 800, 1,2,9 e si attacca alla penultima piegata con situazione tattica invariata, al comando Guaranà e Ganza Jet in pariglia davanti a Greta dei Greppi, Grace Spitz che però perde qualche battuta. E così al chilometro in 1,18,7 la situazione tattica non cambia, 500 ora alla conclusione, Guaranà che comanda al suo esterno Ganza Jet, alla corda Greta dei Greppi, paletto dei 400 finali con il parziale in 15,4. Nessuno degli altri riesce ad avanzare per il momento e sempre Ganza Jet al sediolo di Guaranà, che entra comunque nettamente in testa in dirittura d'arrivo, un paio di lunghezze di margine sulle rivali, ultimi 150 di gara per Guaranà che viene a concludere facile vincitrice, conquista un ottimo secondo posto Ganza Jet, tutta strada scoperta, al terzo è Gioia Bunny che riesce ad emergere 2,5,1 con 1,17,8 di ragguaglio finale, 31 per gli ultimi 400. Sono bastati a Guaranà e Edoardo Baldi per vincere questa prima corsa all'Arcoveggio. Edoardo Baldi anche al training per conto della signora Sara Bartolini. Primo posto, numero 5, Guaranà.